Buonasera dal TG Sicilia, i titoli di questa edizione. Una tentata aggressione sessuale su una ragazza agrigentina, le minacce con pistola, un autista Amat e un ragazzo accoltellato a Bagheria. Palermo e la sua provincia si confermano ad alto rischio sicurezza. Messina investita e uccisa da una moto, aveva 15 anni. L'impatto avvenuto davanti l'abitazione dei nonni. La ragazza soccorsa dal 118 è deceduta poco prima di arrivare al pronto soccorso del Papardo. Arrestato il motociclista. Avevano assaltato un ufficio postale a Palermo spaccando la vetrata con una macchina e facendosi consegnare 100.000 euro. Arrestate 3 persone. Lampedusa si prepara ad accogliere Papa Leone, 13 anni dopo la visita di Papa Francesco nell'isola delle Pelagie. TG Sicilia documenterà l'evento con collegamenti in diretta. L'inchiesta della DDA di Caltanissetta sul presunto ciclo illecito alla discarica di Timpazzo a Gela. Anche la Commissione regionale antimafia vuole vederci chiaro sul nodo della gestione dei rifiuti. E poi il calcio, siciliane attive sul mercato, il Palermo stringe per l'attaccante Luvumbo, il Catania valuta alcune cessioni per rientrare nei parametri del tetto ingaggi. Calcio a 5, la Meta Catania batte Torino per 6-3 e tiene viva la corsa a scudetto. Domani sera la sfida decisiva al Pala Catania. Bentrovati al TG Sicilia, avete sentito un weekend nero a Palermo, dalla tentata violenza sessuale su una ragazza agrigentina in città per il concerto di Radio Italia ad un autista Amat minacciato con una pistola da un giovane e poi ancora un ragazzo accoltellato a Bagheria. Marco Gullà. Una violenza sessuale, un autista Amat minacciato con una pistola, un ragazzo accoltellato. È stato un weekend da bollino nero sulla cronaca a Palermo e in provincia. Ieri, dopo il concerto di Radio Italia al Foro Italico, una ragazza agrigentina di 35 anni è stata violentata da un clochard del Gambia. L'episodio si è verificato intorno alle 5, diverse ore dopo gli ultimi brani cantati sul palco del Foro Italico. Dalle parti di Via Cala, il 31enne avrebbe iniziato a importunare la donna, diventando sempre più invadente. Dopo la violenza, la 35enne agrigentina avrebbe chiamato i soccorsi fornendo una descrizione dell'uomo che è stato poi intercettato e ammanettato a breve distanza dal punto da cui era partita la segnalazione. Sempre a Palermo nel weekend un autista dell'Amat, l'azienda che gestisce il trasporto urbano nel capoluogo, fermo al capolinea di Piazza Indipendenza, è stato minacciato con la pistola da un ragazzo. L'autista aveva chiesto ad una coppia di scendere perché il bus era arrivato al capolinea. Il giovane ha reagito avvicinandosi a lui e puntandogli la pistola. L'autista è rimasto impietrito. Alla fine, convinto dalla ragazza, il giovane è sceso dal mezzo e si è diretto verso Porta Nuova. Sempre nella notte tra sabato e domenica, un ragazzo di 25 anni è stato accoltellato invece a Bagheria. Una parola di troppo, una rissa, il ragazzo interviene per sedare la lite e viene colpito con un coltello alla spalla. Per lui qualche punto di sutura e una prognosi di 7 giorni. E adesso andiamo a Messina, ragazza di 15 anni travolta ed uccisa da una motocicletta davanti a un noto locale della Riviera Nord. Il centauro leggermente ferito arrestato per omicidio stradale, sconvolta la comunità di Torrefaro. Tonino De Mano. Le tracce di sangue a terra, i segni dei rilievi della polizia municipale, lo strazio dei parenti, degli amici e di un'intera comunità, quella di Torrefaro, che piange l'ennesima vittima della strada. Giulia Scimone, 15 anni, si è trovata nel posto sbagliato, nel momento sbagliato, travolta da una motocicletta in via Circuito a Messina, non distante da un noto locale frequentato da giovani. Dopo l'impatto avvenuto proprio davanti all'abitazione dei nonni, la ragazza è stata trasferita d'urgenza al pronto soccorso del Papardo, ma le gravi lesioni riportate hanno causato il decesso, sopraggiunto poco prima dell'arrivo in ospedale. Ad investirlo un ventenne, rimasto leggermente ferito, ora indagato per omicidio stradale e ristretto agli arresti domiciliari. Sul conducente della moto sono stati eseguiti test per rilevare eventuale assunzione di droga o alcol. Indagini sono in corso da parte della polizia municipale, che ha lavorato diverse ore per ricostruire la dinamica dell'incidente. Non si escludono l'alta velocità ed una manovra azzardata, forse un'impennata. La procura di Messina ha aperto un'inchiesta. Contestualmente è stato disposto il sequestro del mezzo a 2 ruote. La morte di Giulia ha gettato nello sconforto l'intera comunità. Messina è avvolta dal dolore. È il post del sindaco Federico Basile, che ha espresso vicinanza ai familiari della sfortunata ragazza.
E a Patti, nel Messinese, un agricoltore ha perso la vita mentre stava lavorando con il suo trattore, che si è ribaltato e deceduto in ospedale per le gravi lesioni riportate nell'incidente. Avevano assaltato un ufficio postale a Palermo spaccando la vetrata con una macchina e facendosi consegnare 100.000 euro. Arrestate 3 persone. Orazio Longo. Si erano lanciati con una Fiat Tipo dentro l'ufficio postale di via Empedocle Restivo a Palermo. Queste le immagini di allora dell'assalto avvenuto il pomeriggio del 31 gennaio del 2025. Da quell'auto che aveva sfondato la vetrata era uscito un uomo che, assieme ad un altro introdottosi nei locali attraverso un varco, mentre un terzo stava fuori con funzioni da palo, si era fatto consegnare il denaro contante presente nella filiale che gli impiegati stavano versando nello sportello ATM in previsione del pagamento delle pensioni che sarebbe avvenuto l'indomani. Un bottino di 100.000 euro. Adesso la squadra mobile palermitana ha dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 3 persone, un quarantenne e 2 quarantanovenni, con l'accusa di rapina, riciclaggio e ricettazione. I sistemi di videosorveglianza della zona avevano sin da subito indirizzato il corso delle indagini su una batteria di rapinatori orbitante nel quartiere di Pagliarelli. Tramite l'ascolto delle conversazioni telefoniche e gli esiti delle perquisizioni e dei servizi di osservazione e pedinamento è emerso che i soggetti già parecchi giorni prima dell'assalto avevano pianificato il raid riunendosi presso un covo nell'area di Viale del Fante, dove avevano fatto arrivare un motorino rubato che presentava peraltro una targa di cartone sovrapposta a quella reale, poi lasciato parcheggiato nei pressi della filiale postale e utilizzato per la fuga. A Catania la Polizia di Stato ha scoperto un nascondiglio di droga in via Plebiscito dopo una segnalazione effettuata tramite YouPol, l'app gratuita per denunciare anche in forma anonima. All'interno di un autolavaggio un catanese denunciato aveva nascosto marijuana e cocaina divisa in dosi pronte per essere vendute. Lampedusa rivivrà un momento storico 13 anni dopo la visita di Papa Francesco nell'isola delle Pelagie. Il 4 luglio arriverà Papa Leone a partecipare all'evento e documentarlo anche una troupe di Antena Sicilia e Telecolor. Adelaide Barbagallo. Per la seconda volta un pontefice si recherà a Lampedusa, l'isola delle Pelagie. Si prepara alla storica visita di Papa Leone XIV. Terra di approdo di migranti e accoglienza, nel 2013 visse l'indimenticabile arrivo di Papa Francesco. 13 anni dopo, altro evento memorabile con gesti e scelte simboliche. Sull'altare del campo sportivo dove Papa Leone celebrerà la messa ci sarà la Madonna di Portosalvo, patrona di Lampedusa e simbolo di unione fraterna. Nelle immagini vediamo la grande festa che ogni anno i lampedusani le dedicano. Il Papa, per ragioni di sicurezza, non potrà visitarne il santuario, una grotta divisa a metà dove da un lato c'è l'effigie cristiana della Vergine Maria e dall'altro l'oratorio musulmano dedicato a un santuomo sufita. Segno che il dialogo interreligioso nell'isola è sempre esistito, testimonianza in un mondo dilaniato da guerre che la serena convivenza tra popoli di diverse religioni è possibile. Leone XIV arriverà sabato alle 9 ad accoglierlo in aeroporto. Ci saranno l'arcivescovo di Agrigento Alessandro Damiano, il governatore siciliano Renato Schifani e il sindaco Filippo Mannino. Il pontefice toccherà i luoghi simbolo dell'isola dedicati alla memoria e all'accoglienza. Il cimitero per ricordare le vittime del mare, la Porta d'Europa, monumento simbolo delle migrazioni, il molo Favaloro, che sarà intitolato a Papa Francesco. Alle 10:30 la celebrazione della Santa Messa, al termine della quale Papa Leone ripartirà per fare rientro in Vaticano. Una visita che è un evento storico che seguiremo con collegamenti in diretta durante i telegiornali di sabato. E sono iniziati a Catania i lavori di riqualificazione della zona industriale per un importo complessivo di 50 milioni di euro. Sono interventi fortemente voluti dalla nostra amministrazione, ha evidenziato il sindaco Trantino, con fondi erogatoci dalla regione siciliana. Il piano strategico prevede un rifacimento integrale di circa 50 strade, la ricostruzione dei relativi marciapiedi, l'adeguamento dei sistemi di drenaggio e l'installazione di una moderna rete di illuminazione pubblica a LED. Secondo il cronoprogramma le opere copriranno oltre 50 chilometri di viabilità e impegneranno le maestranze per circa 18 mesi. E c'è un'allerta incendi e ondata di calore, raccomandazione della Protezione Civile
comunale per domani, martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio. Il bollettino segnala un rischio incendi con un livello di pericolosità alta. Contemporaneamente è prevista un'ondata di calore di livello 3, codice rosso, che indica condizioni ad elevato rischio persistenti per 3 o più giorni consecutivi. L'amministrazione comunale di Catania raccomanda particolare cautela, invita i cittadini a evitare o ridurre l'esposizione all'aria aperta nelle ore più calde della giornata. E cambiamo argomento, parliamo dell'inchiesta della DDA di Caltanissetta sul presunto ciclo illecito alla discarica di Timpazzo, che riporta al centro il tema dei controlli e dell'ambiente. Il presidente della Commissione regionale antimafia, Antonello Cracolici, lancia un allarme. Le inchieste sono ormai troppe da seguire. GR Italia. La discarica di Timpazzo resta al centro delle verifiche dopo l'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Caltanissetta sul presunto ciclo illecito dei rifiuti. Una vicenda che non riguarda soltanto il piano giudiziario. Sul caso è già stata avviata una verifica tecnico-amministrativa regionale, mentre anche la Commissione Antimafia siciliana si prepara a approfondire la situazione. Il presidente della Commissione, Antonello Cracolici, punta il dito contro l'uso dell'emergenza come possibile scorciatoia per aggirare regole e controlli. Un richiamo ai rischi per territorio e comunità con danni che potrebbero protrarsi per anni. È sempre il solito trucco, si utilizza l'emergenza per commettere reati, perché qualcuno pensa che in nome dell'emergenza si possano chiudere gli occhi di fronte al fatto che si creino, come dire, condizioni non solo di reati oggi, ma di devastazioni ambientali che riguardano poi la salute dei cittadini domani. Ma dall'incontro sulla questione morale arriva anche un'altra denuncia: le difficoltà della Commissione Antimafia regionale nel seguire il crescente numero di indagini aperte in Sicilia. La quantità di inchieste è elevata, non abbiamo gli strumenti per avere una nostra capacità di indagine e quindi di verifica delle condizioni che si determinano nel territorio, quindi c'è il rischio che la Commissione insegua anch'essa l'emergenza giudiziaria senza riuscire a prevenire. Il rischio, secondo Cracolici, è che le istituzioni siano costrette a rincorrere le emergenze invece di riuscire a prevenirle. Il caso Timpazzo resta dunque sotto osservazione. Tra magistratura, controlli amministrativi e commissione antimafia, il nodo della gestione dei rifiuti torna al centro del dibattito anche politico. È sempre emergenza idrica in provincia di Agrigento, a secco ma con perdite e allagamenti che in un caso hanno anche provocato il crollo parziale di una casa. Davide Sardo. A Canicattì una casa è crollata in parte a causa di infiltrazioni d'acqua. Quell'acqua che però non arriva nei rubinetti è il paradosso di un'emergenza che continua a esasperare i cittadini. Nel centro storico, in via Sottotenente Portalone, il cedimento di una condotta idrica avrebbe provocato il crollo parziale di un'abitazione. I proprietari hanno presentato una denuncia contro AICA e Comune, sostenendo di aver segnalato più volte il problema senza ottenere interventi risolutivi. Le perdite andrebbero avanti da circa 4 anni. L'area è stata transennata e la strada chiusa al traffico. Da questa mattina sono al lavoro gli operai per riparare la condotta. Ma non è l'unica emergenza. Nel quartiere Borgalino, in via Colombo, l'erogazione dell'acqua è sospesa da oltre 40 giorni. Famiglie e attività commerciali convivono con pesanti disagi e continui problemi di approvvigionamento. In via Francesco Ferrucci le perdite continuano a creare allagamenti. Intanto resta fermo il progetto da oltre 6,5 milioni di euro annunciato per il rifacimento della rete idrica cittadina, e mentre ogni giorno migliaia di litri d'acqua si disperdono per le strade, molti rubinetti restano a secco. Tanti prati, panchine panoramiche, percorsi e installazione d'arte contemporanea presentato a Messina il nuovo parco urbano l'Agorà dello Stretto negli spazi dell'ex fiera campionaria. Orazio Longo. Oltre 32.700 metri quadri di superficie riqualificata, il 60% verde con prato calpestabile e oltre 7.000 nuove piante, arredi, illuminazione, percorsi e installazioni, 300 metri lineari di panchine panoramiche, 2 aree giochi, campi da basket, area di sgambamento per cani e zone attrezzate per fitness. Il tutto con un suggestivo affaccio sul mare e sulla Madonna della Lettera e con un accesso diretto alla spiaggetta adiacente al torrente Giostra. L'area della storica
Fiera Campionaria di Messina, prima ancora Fiera Franca o del Santo Sepolcro, diventa un parco urbano, uno dei più grandi della Sicilia, presentato nello spazio della ex città della Fieristica, ideato e finanziato dall'autorità di sistema portuale dello Stretto di Messina. La fiera non era mai stata concepita come spazio aperto alla città, è in qualche modo un'operazione che ha qualche componente di preoccupazione, ma siamo sicuri che con la vigilanza adeguata che abbiamo predisposto è meravigliosa per tutti. Firmato l'accordo tra l'autorità di sistema e il Comune di Messina per la concessione che avrà la durata di 6 anni e consentirà all'amministrazione comunale la gestione, la manutenzione e la piena fruizione del luogo pubblico, in continuità con la passeggiata a mare e il waterfront. Con la consapevolezza che quel tratto che si collega a quella che chiamiamo passeggiata a mare costituisce veramente un affaccio di cui la città aveva bisogno o necessità, di cui deve prendersi cura. Grande successo per il noto Irish Show con l'esibizione delle frecce tricolori. Nonostante il forte caldo, in migliaia hanno assistito allo spettacolo con il lungomare che si è trasformato in un fiume di gente. Francesca Loi. Il Lido di Noto si trasforma in un fiume di gente. Le frecce tricolori qui sono già entrate nella storia. È un'atmosfera pazzesca, meravigliosa, è una cornice spettacolare, non solo fatta di mare, di costa, ma soprattutto di persone. L'affetto che abbiamo incontrato qui è qualcosa di meraviglioso. Tutti con il naso all'insù per guardare il cielo. Chi abita da queste parti aspettava questo giorno da tempo. È un'iniziativa sicuramente nuova, anche per Noto. Avevi mai visto le frecce tricolori? No, non ho mai vissuto questa esperienza. L'ombrello per la pioggia, ma oggi per il sole era necessario. Ma soprattutto in tema, vorrei dire. Noi eravamo sul lungomare a Catania a maggio dell'anno scorso a vederle. Prima dell'arrivo della pattuglia acrobatica, però, protagonisti della scena sono stati gli elicotteri di tutte le forze armate, polizia e vigili del fuoco. Sorvoli con dimostrazione sul campo che hanno attratto tutti. Un evento storico al Lido di Noto che permette anche di dare il giusto merito alla riqualificazione che abbiamo fatto. Quello che poi resterà impresso più di tutti è il tricolore della nostra Italia. In Piazza Duomo a Catania la consegna simbolica dell'incasso di un gol per la solidarietà, la partita benefica che quest'anno ha raccolto 31.000 euro. Le somme finanzieranno un parco giochi nel comune di Niscemi colpito dalla frana. Eva Spampinato. 31.125 euro, ecco la somma raccolta quest'anno dalla manifestazione sportiva di beneficenza che da 18 anni richiama allo Stadio Massimino di Catania migliaia di persone con un obiettivo concreto: aiutare giovani, famiglie e comunità in difficoltà. È stato il record di sempre di questa manifestazione, 31.125 euro, quindi come non ringraziare la città e tutti coloro i quali ci hanno permesso di costruire questa magia, ovviamente in sinergia con le istituzioni, le autorità. Un gol per la solidarietà quest'anno sostiene il comune di Niscemi, duramente colpito dalla frana dello scorso gennaio, con la realizzazione di un parco giochi per i bambini. Assieme al presidente Galvani ci siamo subito interfacciati in quei mesi e abbiamo detto perché non favorire una realtà come quella di Niscemi, e quindi abbiamo fatto un sopralluogo col sindaco Conti a Niscemi e questo è il risultato di tanti sacrifici nei mesi scorsi. L'appuntamento ora, dopo questo evento, è quello di inaugurare il parco giochi per i bambini. Sono a Piano Mangione, dove abbiamo deciso di voler realizzare appunto la scuola nuova. I mesi dovrebbero essere circa 4. La consegna simbolica questa mattina in una piazza Duomo assolata e piena di turisti. Presenti i protagonisti dell'evento, le istituzioni, i rappresentanti delle forze dell'ordine e di All Star Sicilia. E adesso una pausa, tra poco con la nostra pagina sportiva, non mancate. Bentornati al TG Sicilia, adesso il calcio, mercato, in arrivo le prime ufficialità per il Palermo, 3 colpi che verranno ufficializzati a breve, in avanti si stringe per l'Uvumbo, il servizio.
Si apre la settimana che darà il via ufficialmente al calciomercato estivo e quindi parallelamente arriveranno le prime ufficialità. Il Palermo ha già 3 colpi in canna, Hernani, Estevez e Cassandro, tutte e 3 trattative già definite e in attesa quindi di essere ufficializzate. Archiviati questi innesti, il direttore sportivo Osti si concentrerà soprattutto sul reparto offensivo. L'obiettivo prioritario resta l'Uvumbo. Con il Cagliari esisterebbe già una base d'intesa e il Palermo aspetterebbe soltanto il sì definitivo dell'attaccante angolano. Il club di Viale del Fante tiene d'occhio però anche Rao, che nell'ultima stagione ha giocato a Bari, ma di proprietà del Napoli. L'ultima parola spetta ad Allegri, che lo vorrebbe valutare in ritiro. Sul fronte cessioni, Osti lavora per trovare una squadra a Matteo Brunori. L'attaccante è sotto contratto col Palermo fino al 2028 e il suo stipendio è vicino al €1.000.000 netto. Brunori non andrà in ritiro con i compagni in attesa di una nuova sistemazione. Nella stessa situazione dell'attaccante ci sono anche Diakité, Buttaro e Nicolau, rientrati dai rispettivi prestiti ma fuori dal progetto tecnico. Il Palermo dovrebbe decidere di non puntare anche su Blen e Gomez, in scadenza nel 2027. Il Catania deve valutare anche da chi ripartire, oltre che dai più giovani Cicerelli e Quaini, verso la permanenza, più lontani Donnarumma e Casasola. Marco Carli. Da chi partire e a chi poter rinunciare è una delle prime valutazioni di Longo con la dirigenza, in parte già iniziata e che proseguirà nell'incontro previsto nel fine settimana e ovviamente con i primi allenamenti. L'obiettivo del club è alleggerire rosa e monte ingaggi, una scelta ma anche un obbligo. Dal 1 luglio 2026 tutte 60 le società di Serie C sono obbligate a rispettare il nuovo salary cap. Ogni club non potrà spendere in stipendi più del 50% di quello che produce economicamente, soglia destinata a scendere al 45% nella prossima stagione. Ecco anche perché si parte dai più giovani sotto contratto come Jimenez, Bruzzaniti, Leonardi o lo stesso Ponsi, ed ecco perché se alcuni giocatori hanno mercato possono partire. 2 casi emblematici sono Casasola e Donnarumma. Ragioni tattiche, la difesa a 4 ma anche l'ingaggio potrebbero spingerli altrove con il beneplacito del Catania che abbasserebbe le spese. Su Dini le valutazioni potrebbero essere diverse, il valore di mercato c'è ma il portiere dovrebbe restare. Su Cicerelli le voci non sono mai mancate e proseguono, ma il giocatore si è esposto pubblicamente e diventa difficile vederlo lontano da Catania, dove resterà Di Gennaro e probabilmente anche Quaini. Su Corbari incideranno le valutazioni di Longo, Allegretto farà parte del progetto. A breve si entra nel vivo, ci sono ruoli come il centrocampista centrale o l'attaccante, nonostante la presenza di Leonardi e probabilmente Caturano, che diventano prioritari anche per dare un gioco alla squadra, l'altro obiettivo dichiarato dal club. Adesso il calcio a 5, la meta Catania batte Torino per 6-3, rimanda alla bella il discorso scudetto, domani sera l'ultimo atto, Tonino De Mano. La meta Catania non demorde, batte Torino e riporta la serie scudetto in parità. Per l'ultimo verdetto bisognerà aspettare domani sera per l'attesa gara 3 che assegnerà lo scudetto di calcio a 5. Dopo aver perso il primo atto delle final tricolore, la squadra etnea si imposta per 6-3 sul Torino in un duello ricco di gol e di emozioni. A sbloccare il match ci pensa dopo 2 minuti e 20 Pulvirenti, che di gran carriera timbra il punto del momentaneo 1-0. Le squadre non si risparmiano con gli ospiti che ribaltano addirittura le sorti della gara. Controreazione della meta Catania che capovolge la situazione grazie al solito Pulvirenti e ad una carambola fortunata che porta all'autorete di Tuli. Il vantaggio consente agli etnei di vivere una ripresa con l'entusiasmo a 1000. Gianluca griffa il 4-2 con Torino che subisce il contraccolpo psicologico incassando anche il penalty del 5-2 guadagnato e segnato dall'indemoniato Turmena. Nel finale arriva il sigillo di Musumeci per il definitivo 6-3 ed ora cresce l'attesa per il faccia a faccia conclusivo ancora in programma in Sicilia, ma questa volta si giocherà per l'assegnazione del tricolore. Domani la meta Catania può scrivere o riscrivere la storia. Adesso una breve pausa, tra poco con altri aggiornamenti. Per questa edizione nessun altro aggiornamento, grazie per averci seguito e buona serata. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.